ma ne abbiamo per molto. L'aldilà è lontano. Agenzia Funebre Garau. Magari anche vicino. Just kidding. Lifestyle. 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 Parrucchieri uomo, donna, bambino. Via Sardegna 90B, Oristano. Costruzioni Antonio De Muru, costruzioni e vendita appartamenti. Via Sardegna 90C, Oristano. Amici di Oristano Rosso Blu, Effetto Serra, ben trovati, buon pomeriggio all'ennesima puntata della rubrica 45 minuto. Mancano pochi secondi alla fine del primo tempo tra Sassuolo e Cagliari, punteggio 0-0 in quel di Reggio Emilia. Buon pomeriggio Fabrizio Serra. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Federico, ben trovato Federico Palmas. Fede, non ti si sente? Ciao a tutti. Ciao Fede, buon pomeriggio anche a Bruno Corda. Ciao Bruno, ben trovato anche a te, buona domenica. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti. Buona domenica. Allora, 0-0 e cominciamo a commentare questi primi 45 minuti più 3 di recupero. Partiamo da Fabrizio, poi andiamo da Fede e chiudiamo con Bruno. 0-0, come posso dire, partita particolare, perché lo sapevamo dall'inizio che è una partita difficile e di fatto uno spareggio salvezza, una finale da dentro o fuori. Tecnicamente stiamo giocando meglio del Sassuolo perché teniamo palla, la facciamo girare, siamo più concentrati rispetto a loro. Loro obiettivamente non mi sembrano il massimo della impermeabilità dietro. Il problema è che noi arriviamo fino a tre quarti, ci manca l'ultimo passaggio, Consigli non ha fatto una parata in 45 minuti e con questa superiorità che noi stiamo avendo nel possesso palla, nella grinta, sarebbe il caso di tradurla almeno in qualche conclusione, in qualche ipotesi di conclusione. Invece ci siamo persi. Io credo che in questo momento a Ranieri stia mancando un po' la qualità nel centrocampo, perché De Iola, Sulemana e anche Gaetano, se vogliamo, stanno sbagliando l'ultimo passaggio. Ecco, su questo credo che Ranieri interverrà all'intervallo, ma ne parleremo. Fede. Sì, io sono d'accordo con Fabrizio, uno 0-0 che comunque per quello che si è visto comunque nel primo tempo è giusto, nel senso abbiamo tenuto magari il pallino del gioco, siamo stati coordinati, abbiamo fatto tutto bene nella costruzione tranne quando arriviamo nella tre quarti. Non per niente si stava scaldando Viola, non so se secondo me potrebbe essere qualcosa che ci potrebbe dare un po' di respiro, un po' più di fantasia lì davanti al centrocampo. Fase realizzativa abbiamo concluso poco e niente, quindi voglio dire, sappiamo anche che magari c'è la pressione del fatto che è una partita che vale doppio, perché comunque una vittoria lì potrebbe dire salvezza aritmetica, perché vittoria lì sarebbe tornare a casa con la testa libera e giocarti la partita domenica prossima con la Fiorentina in tranquillità e festeggiare. C'è magari anche la paura di sbagliare per non rischiare, sono tre cose che possono passare in mente ai giocatori, però dobbiamo concludere il più perché in difesa sinceramente non mi sono sembrati questi grandi fenomeni, nel senso c'è stata possibilità più di una volta dove siamo subentrati anche con Suleimana e con Nandez dagli esterni e siamo entrati tranquillamente e purtroppo non è arrivato né il cross né il passaggio che poteva permettere perlomeno il tiro del porto. Bruno. Ma una partita dominata dalla paura, ma ragazzi, forse non ci rendiamo conto quale stato d'animo ha una squadra che ha un risultato
per chiudere veramente il campionato. Chi se ne frega poi della Fiorentina, ma lo stato d'animo, chi se ne frega, Federico? Cioè, questa è la partita da vincere e siccome è dominata dalla paura di non vincerla e addirittura di perderla, quindi il Cagliari sta giocando tatticamente la partita che doveva giocare. È chiaro che il Sassuolo sta difendendo, quando Cagliari attacca cerca di difendersi nel modo migliore e ti dà pochi spazi, gli attaccanti non hanno spazi. Se la Padula, anziché fare lo sciocchino e aumentare, anticipare la caduta, gioca con serenità, quello diventava un fallo da rigore reale. È chiaro che ha simulato quando stava ricevendo il fallo, perché era davanti al pallone, quindi avrebbe ricevuto il fallo, però praticamente è stato un suicidio questa plateale spinta del Ecco, corpo in Bruno, avanti. perdonami, ti faccio una domanda su questo argomento. Sì. Per me, volevo proprio prendere questo argomento rigore. Tu hai detto che è simulazione. Il regolamento non ti ho prevede detto- il cartellino ti ho giallo, detto- non prevede Sì, il ho cartellino giallo per capito, ho capito, non è una simulazione, si è lasciato andare mentre stava per Ok, subire il fallo, quindi certo, in fondo poteva essere anche una simulazione, poteva essere anche una simulazione, però siccome era metà e metà, fallo del rigore e accentuato la caduta, a quel punto non è un rigore 99%, era un rigorino al ok, 45%. perfetto. Quindi dicevo, praticamente è giusta. Io immaginavo questa partita, immaginavo questa squadra, addirittura forse per la prima volta nella storia di Ranieri sono riuscito ad anticipare quella che poteva essere la formazione. Formazione giusta con questo trio di centrocampisti, con un trequartista che non è, ecco, se c'è una piccola lacuna, se c'è stata una piccola lacuna, Gaetano non è quello che abbiamo visto in altre partite importanti. Lui avrebbe dovuto fare oggi la differenza, lui avrebbe dovuto imboccare gli attaccanti, perché non puoi chiedere cioè, è lui il trequartista, stiamo giocando con un 4-3-1-2, quindi è lui che deve creare le palle gol per Shomurodov e la Padula. E in qualche modo siamo arrivati in area di rigore, qualche pallone è arrivato e Shomurodov uno in effetti era un po' alto e è riuscito a colpirlo di testa. Però è la strada giusta, a mio giudizio. Ma guarda, ne parlavo prima della partita, anche questa mattina, quando uno che ieri era con me a giocare a padel, gli ho detto io giocherei così, domani mi ha chiamato e dice cacchio, hai azzeccato esattamente la formazione che è stata presentata oggi da Ranieri. E io gli ho detto subito, la carta vincente saranno gli inserimenti nel secondo tempo di Viola, Oristanio, Luvumbo e all'88esimo Pavoletti. Io per quello che ho visto, a sensazione, il Cagliari che sta giocando questa partita è superiore al Sassuolo, sia dal punto di vista tecnico e anche mentale. Loro, ragazzi, stanno 4 punti dietro di noi. Cioè, io ho ascoltato l'intervista al presidente, insomma, all'amministratore delegato del Sassuolo, ha detto praticamente che un miracolo. Capisci? Quindi noi non possiamo permettere i miracoli degli altri, noi siamo 4 punti avanti, noi questa partita la dobbiamo vincere e iniziare veramente da oggi i grandi festeggiamenti, come ha fatto l'Inter, come ha fatto il Lecce. Poi la Fiorentina vuole andare in Europa, ma che venga tranquilla che noi festeggeremo con loro, ma chi se ne frega davvero di Cagliari Fiorentina? Questa è la partita dell'anno, questa è la partita che consacrerà Ranieri alla faccia di tutti i miserabili che lo hanno veramente contestato in questo campionato. Questa è un'altra Premier League per il nostro tecnico, questa è una grande Premier League e sarà veramente il congedo e il saluto naturalmente Ranieri è amato dal 90% dei sardi indistintamente e degli italiani che gli riconoscono, al di là della grandissima bravura come allenatore, la signorilità e l'esempio da seguire per chiunque, calciatori e allenatori, ecco, come comportamenti nelle manifestazioni sportive. Quindi 45 minuti di sofferenza, vivremo 45 minuti di sofferenza, ma io ho la sensazione buona
che quei 3 e quei 4 e quei 5 che subentreranno nella ripresa diventeranno determinanti, ma è tutto studiato a mio giudizio, è proprio studiato. Va benissimo questo pareggio nel primo tempo. Poteva, se la Padula non fa un po' così, Presuntuoso. anticipa, perché era davanti, quindi era costretto l'avversario a toccarlo, quindi lui sarebbe caduto naturalmente e ci sarebbe stato il rigore. Però io dalle immagini immediate a caldo, quindi senza il replay, mi sono accorto subito che come ha sentito leggermente, però l'ha fatto talmente plateale il tuffettino che Doveri non c'è cascato, infatti ha lasciato correre e lo ha spiegato immediatamente facendo proseguire il gioco. Io vorrei ringraziare poi soprattutto tutti i tifosi che si sono recati a Reggio Emilia e per questo motivo volevo mandare un contributo video mandato dall'amico Luca Secchi che da Torino si è fatta la trasferta sino a Reggio Emilia, un contributo di 30 secondi, lo mando in onda per dare parte il 13° uomo sugli mi sentite? Sì. Ok, stavo dicendo il 13° uomo oggi molto presente al Mapei Stadium con quasi 4.000 tifosi arrivati dalla Sardegna e dal resto della penisola. Fabri, Fede, ricorderanno tutta la vita questa giornata. Siccome io sono amante delle scaramanzie, non sono come qualcuno che a suo tempo guidava il Cagliari, però mi ricorda l'anno di Serie A, Bruno sicuramente se lo ricorda molto più di me, anno 1991, noi conquistiamo la salvezza in terra emiliana 3-1 a Bologna, con una giornata d'anticipo, e l'ultima di campionato infatti fu Cagliari-Bari 1-1 e fu una festa per entrambe. Ecco, in terra emiliana, come dice giustamente Bruno, potremmo conquistare la salvezza, diciamo, incrociamo le dita. Però è innegabile che questa squadra, al netto delle difficoltà, al netto della tensione, perché abbiamo detto prima, è dominata dalla paura, noi dobbiamo pensare che questa è la partita da vincere. Non possiamo giocare comunque con i risultati, fare affidamento sul fatto che giochiamo in casa la prossima, perché rischiamo di bruciarci. I calcoli del passato ci hanno sempre portato male. Questa è da vincere. Io credo che Ranieri imposterà la squadra per vincere la partita anche nel secondo tempo. E io sinceramente, se oggi adesso in questo momento mi dovessi fare la domanda, tu che cambi faresti? Io metterei Viola e Luvumbo e cambierei un centrocampista e toglierei Shomurodov, perché a sinistra di fatto Gaetano non sta incidendo, Shomurodov sta giocando non bene e l'unico è Augello nella catena di sinistra che sta giocando davvero bene. E poi soprattutto dietro sono molto lenti. Abbiamo visto un po' di quelle che si chiamano contropiedi, comunque ripartenze. A noi è mancato lo spunto, a noi ci manca uno che salti l'uomo e Luvumbo secondo me 45 minuti può è pianificato, Fabrizio, ma è programmato, perché Luvumbo lo sappiamo da sempre. Entra sempre quando lui è entrato, partita in corso, fresco, soprattutto fresco quando gli avversari sono anche già stanchi, diventa devastante. Lui lo è sempre, ma è chiaro che dovendosi giocare 40 minuti, 45, 30 minuti, diventa veramente sarà la mina vagante. E soprattutto le intuizioni di Viola, ecco, visto che Gaetano un pochino, come ricordavi, non è certamente quello che abbiamo ammirato in altre circostanze. Io penso che appunto quel quartetto che ho indicato prima sarà il quartetto che ci regalerà. Io non sono scaramantico, non me ne frega niente del sale, di queste stupidaggini. Io credo invece nel lavoro. Sì,
Sì, raga, ma per favore, su, A Pisa mi ricordo Anconetani faceva buttare 50 kg di sale all'Arena Garibaldi prima delle partite, quindi poi il Pisa è finito in interregionale e Anconetani è pure morto, anche perché non mi faceva, era l'unico presidente che non mi faceva entrare nello stadio Arena Garibaldi e mi toccava sempre un balcone di una signora molto gentile che mi ospitava. Per fortuna a quei tempi gli stadi erano circondati, erano in mezzo alle città e quindi c'erano i balconi che mi permettevano a Monza, a Como, a Licata, a Taranto e in diversi stadi, insomma Marassi in modo particolare con la tramontana che mi fulminava. Quindi ecco, Bruno, perdonami, dobbiamo vincere con la testa adesso, col cervello, col fisico e col cervello. Fede, a te la parola, visto che già Bruno prima e Fabrizio poi si sono già pronunciati sugli eventuali cambi, i tuoi eventuali cambi. Sì, li puoi spezzare, puoi cambiare anche il corso con questi giocatori qui, Viola, Luvumbo, lo stesso Pavoletti sul finire. Hai comunque Oristagno, hai comunque giocatori che possono cambiare il ritmo da un momento all'altro subentrando. Penso anch'io che abbia messo quel tipo di formazione adesso per poi inserire e fare degli strappi magari adesso in corso d'opera. Rimaniamo in live perché vedo che Luvumbo sta finendo di fare la rifinitura, entrano le squadre in campo, però non so se Fabrizio lo vede la stessa cosa. Hanno la pettina, quando hanno la pettina fanno come sempre tutti i panchinari. Intanto Ranieri stava dando le ultime direttive a Sulemana, ultimo a entrare in campo, a rientrare in campo assieme a Ranieri. Entra Luvumbo, ha tolto la pettina, sta entrando Luvumbo, vediamo al posto di chi. Sì, probabilmente, come anticipavate, non credo che giocherà con 3 attaccanti, per carità, potrebbe anche tentare lo strappo reale Ranieri e giocarsi veramente la carta del coraggio, impaurire. Secondo me potrebbe togliere Shomurodov, però. Beh, adesso diciamo, lo vediamo. La logica direbbe Shomurodov. Se invece vuoi fare lo spregiudicato, vediamo un po'. Ranieri che dà le ultime direttive Sì. alla Entra Gorano. anche un attaccante, entra anche De Frel per il Sassuolo. Per il Sassuolo, sì. Un forte giocatore che Cagliari da una parte e dall'altra. Ciò vuol dire stare attenti a non concedere campo. Esce Shomurodov, ok, Shomurodov 61. Ok, quindi primo cambio. Gli ingressi di De Frel e l'ingresso di Luvumbo sono 2 segnali evidenti da parte delle due squadre, cioè gli allenatori vogliono approfittare delle difese che sono molto strutturate, fisicamente prestanti, ma poco rapide. Le peggiori difese del campionato, 67 gol subiti dal Cagliari, 65 dal Sassuolo, quindi c'è veramente un derby tra i peggiori del campionato come difesa. Ragazzi, infatti il paradosso è che siamo 0-0. Voglio vedere a domani, anzi, a stasera, anzi alle 15. Bruno, alle 15 con te per Rosso Blu 100. Io ringrazio Fabrizio, Bruno e Federico. Buon secondo tempo e sempre Forza Cagliari. Ciao ragazzi, grazie. Ciao a tutti. Buon fine settimana. Ciao ragazzi. Ciao. Sigla, se la trovo, un attimino. Ok, ci siamo. Ciao.